Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, siamo su Project Car ragazzi, stiamo nerdando abbastanza su questo gioco, siamo al Dubai Kart Master Cup, Race in the Land of Superlatives. Questo è un round 1 di 1, quindi una gara solo, però con qualifiche, gara principale, vabbè insomma due gare ci sono praticamente, andiamo alle prove libere, sì, noi andiamo direttamente alla gara, quindi ci si becca quando insomma ho fatto anche le qualificazioni. Ragazzi, ok, pole position e godo 0,054 secondi, 122 ho massacrato il secondo. Quindi siamo favoritissimi per la gara sprint. Buono, no, oh, nebbioso, cazzo. Ok. Vai. Sono quanti? Gesporo. Ah no, 3 giri. Oh, no, 3 giri sono. Non tanti, dai. Green. E andiamo, ragazzi. Anche se il campionato più importante di questa seconda stagione è, a parer mio, il campionato mondiale di kart, perché là è già, insomma, qualcosa di molto prestigioso. Mamma mia che rischio. Qua abbiamo subito rischiato. Non è che voglio massacrare tutti, voglio. Ho fatto un gran tempo comunque, eh. Tipico tempo comendiano. Comenda comincia a dominare, No, calma. No, poi con un tempo che ho fatto così, con la pole che ho fatto, non posso non vincere sta gara. Mi girano i coglioni se non la vinco, Vai come, spacca tutto. Lunghissimo. Sento un po' la pressione veneziana di essere favorito. Cazzo, stai calmo, come, relax. È dura, Mike manca, ragazzi, Mike manca un figo, Qua devo chiuderla, bravo. Questa l'ho presa bene. Adesso le gomme devono tornare in temperatura. Io faccio sempre un po' fatica il primo giro. Relax, Kuma, relax. Sta calmo, Kuma, sta calmo. Non sto girando come in qualifica. Questo è poco, ma sicuro. Però la gara è la gara, fio in gara. C'è sempre tensione in più. Ok, le gomme sono anche in temperatura adesso, quindi... Sta curva non riesco a interpretarla come in qualifica, non capisco il perché. Final lap, ragazzi. Final lap. Sto girando veramente lento, Bravissimo, come relax, come relax. Tipico relax ho bisogno, del tipico relax come indiano. Ok. Dai che deve essere nostra sta gara. Però sono là e sono vicini gli avversari. In questo gioco non c'è una gara dove si può dominare in maniera tranquillissima. A parte forse certe gare del campionato inglese di kart, ma là insomma siamo proprio all'inizio. Dai che portiamocela a casa, Beppe, portiamocela a casa. E si va a vincere, winner, the best Kume in the world, yes! Che brutti però, non mi piacciono per niente sti kart. Grande vittoria. Ok. 15 punti, vittoria 1. Ah, questa è gara 2. Ok. Sono 5 giri. 5 laps. Guarda come mi è partito sto stronzo, guarda Mike. Super Mike, ragazzi. Anche se speriamo questa è il terzo round dei kart. Che bella, però fare la carriera è fatta veramente bene, a mio modestissimo parere, È fatta veramente molto bene. Voglio vincere tutto, Fiori.
Occhio. Vai, come spacca tutto, come ammazza tutto. Siamo chiaramente strafavoriti anche per gara 2, insomma, abbiamo visto che comunque siamo i più veloci, c'è poco da fare. Però dobbiamo stare attenti perché basta uno sbaglio, basta un testa a coda e siamo finiti. Questa carriera abbiamo visto che è così, ragazzi. Non ti regala niente nessuno. Però i kart li stiamo padroneggiando bene, eh? Non fanno più paura i kart. È anche vero che questi sono più guidabili. Ecco, appena detto, vaffanculo, come stai zitto. Sono migliori sti kart rispetto ai 125, no, dovrebbe essere 250, che se mi ricordo più, i vaneggi come indiani. Non è lontano però Mike. Mike manca, ragazzi. L'idolo della Sud. Che vincere anche questa mi dà la certezza assoluta di vincere il campionato. Anche perché Mike è sempre secondo, quindi non possiamo tanto scherzare con il buon Mike. È vero che io ho anche la pole, quindi teoricamente dovrebbe darmi qualche punticino, forse la pole position. Noi siamo in pieno controllo. Attenzione, incidente c'è stato, ragazzi, eh. C'è stato un incidente, mamma mia. Abbiamo visto partire di tutto. Merda, bruttissimo errore. Eccolo qua la distrazione. Eccola qua la distrazione. Porca trota. E ho fatto 54,9, ragazzi. Ho fatto 54,9 con un po' di errore. Ho fatto veramente un giro fantascientifico, peccato. Occhio. Eccolo là. Cosa ha fatto Mike? Sta girando forte anche Mike. Qualcuno ha rischiato. Bagar pura. Siamo addirittura terzi. Bagar pura adesso. Adesso so cazzi, eh. Adesso rischio di perdere il campionato. Non ci voglio credere. Ma porca puttana. Ma perché devo fare ste cagate? Diciamo che Mike ha fatto un quarto giro devastante però, eh. Perché comunque non so come ha fatto a superarmi. Final lap, ragazzi, c'è Pello Muggica, ragazzi, Pello Muggica. Ma che nomi sono? Proviamo, se non se vediamo l'ultimo respiro riusciamo a riprenderci la posizione che ci spetta di diritto, incredibile. Non penso di farcela, eh. Si è preso un buon vantaggio il porco. Niente da fare. Se non mi danno punti nella qualifica, siamo primi a pari merito. Non ho parole, qua abbiamo buttato via una gara già vinta. Signori, questo è Project Car, non ti perdona neanche il minimo errore. Speriamo di avere i punti della qualifica. Cagare. Vediamo se si è ritirato quello che si è distrutto per curiosità. No, non si era ritirato. Ok, vai, continua. Che palle però. Oddio no. Non ci credo, 5 punti bonus. No, fioi. E che cazzo ne sapevo? Vabbè, lasciamo perdere. Veramente questa è stata una beffa atroce. Prima vera beffa atroce di veneziano che perde un trofeo già vinto.
Di spicco nel mondo dei piloti sportivi, iniziate a gareggiare l'X5 Focus Challenge, vabbè. Pagani, Monza, questo è bello. Non ho parole, silenzio stampa, sì, silenzio stampa. Silenzio stampa, adesso c'è terza prova del campionato del mondo e qua devo riscattarmi, fioi. Però qua mettiamo, abbassiamo un po', mettiamo 5 giri, no, mettiamo, ok, così, perfetto, perché questo qua sennò diventa troppo lungo con le due gare. Ragazzi, il veneziano è furioso. Veramente ha perso una coppa che era mia, un trofeo che era mio, perso così, veramente indecente. Vai. Campionato del mondo kart, round 3 di 5. Veneziano è veramente furioso e vuole vincere tutte e due. La conosco bene questa pista. Veramente ha commentato, il commento a caldo di Veneziano non è stato dei migliori, ha detto una vergogna. Una vergogna. Mike ha sfruttato l'unica occasione, ma è un pilota da autobus e camion. Veneziano non le ha certo mandate a dire. E qua perde anche la prima posizione. Veneziano la recupera. Veramente è rimasto malissimo il Cume perché si aspettava realmente di vincere il titolo. Le qualifiche neanche mi hanno dato punti. Vabbè. Ma cosa servono allora? Cioè, dai cazzo, stiamo attenti adesso qua perché è di vitale importanza vincere il titolo mondiale. Dai Cume. Vola Cume, vola. C'è una tensione incredibile. Perché siamo tutti nuovi, lo sappiamo che qua siamo tutti vicinissimi. Ho avuto la fortuna di partire primo perché ho fatto bene nell'ultima gara. E inizia il final lap, signori. Ma la beffa di Dubai è ancora viva nei ricordi del Cume. Non me l'aspettavo proprio una beffa così atroce. No, andiamo a vincerla, cazzo, andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla per riscattare subito la vergognosa ladrata. Eccola qua, signori. E andiamo a vincere. Gara 1. Yes! Bravo come. Siamo a -1 perché Andrew e Bradbury comunque c'è. Madonna, mi fanno sudare però sti stronzi, eh. Vai, devo vincere anche questa. Andrew Bradbury è veramente un osso duro. Che partenza di merda. Il porco di Bradbury è veneziano, però lo butta via subito. Grandissimo sorpasso, pulito, preciso, meraviglioso. Grande Cume. E anche Bevan ha superato Bradbury, questo può essere importante in ottica mondiale. È terzo comunque Bradbury. Dai Cume, spacchiamo il culo a tutti. Primo giro completato, ne mancano solo 5. Concentration Cume, concentration. Vincere questo vuol dire diventare i più grandi della storia nei kart. E al secondo anno non sarebbe male. Però mancano ancora 2 round dopo, cioè abbiamo visto qua dopo Dubai di prima abbiamo visto che tutto può succedere, cioè puoi perdere un campionato anche all'ultimo istante.
Dai ragazzi, dai. Ho bisogno di tutto il vostro supporto anche. Dai, tanto Baven deve tenere assolutamente la posizione. Stiamo girando molto bene per il momento, ma ecco, l'ho detta ragazzi. Prepariamoci all'errore. Prepariamoci all'errore dopo la guffata come indiana. Che anche a Dubai ha fatto una bella guffata. Relax, come relax. È quasi fatta. Queste piste ormai le conosco bene. No. Vabbè, sono abbastanza avanti. No. Come sta zitto, che puttana. Final lap, per favore, dobbiamo farlo bene sto final lap. No. Bavene vicinissimo. Il porco di Bavene molto vicino. Dai, pochi metri separano Veneziano dalla doppia vittoria. Yes, yes, yes. Well done, blau job, blau job. Yes. Grandi. Grande vittoria e voliamo in classifica. Crollo di Bradbury, crollo di Bradbury. Crollo di Bradbury. Cominciamo ad avere un vantaggio importante, 6 punticini fondamentali. Buono. Vedi. È importantissimo quello che ho fatto. E vai, 2 di seguito, ottimo lavoro, siamo a metà stagione, vorrei vedere più punti in classifica sia per te che per la squadra. Spero che stiano più coglionico io. Ok, calendario, la prossima. Cos'è? Cazzo. Ah, ok, round 2 di 2. Sì, vabbè, qua eravamo andati malissimo, eravamo venuti ottavi o settimi, vabbè, dopo la facciamo nel prossimo video. Insieme dopo, penso ci sia, non lo so. Non so, vabbè, Pagani zona, questo deve essere veramente una figata. E niente raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!